Buongiorno, oggi prepareremo gnocchi di patate e farina di carrufe e polpettine di agnello al timo selvatico. Allora, passiamo agli ingredienti. Per gli gnocchi, patate lessate e schiacciate, farina, farina di carrufe, caciocavallo grattugiato, tuorlo d'uovo e sale. Per la salsa, spinaci freschi, dello zenzero che poi bagneremo con del fondo di agnello e per finire polpettine di agnello col timo selvatico ed infine la mele di ragusano e del sale. Adesso passiamo alla preparazione degli gnocchi. Adesso Claudio ci illustrerà la preparazione cominciando dalle patate, a cui verrà aggiunta la farina 00, una farina fine, poi metteremo la farina di polpa di carrufe, non quella di semi che viene usata tantissimo nelle gelaterie come anticristallizzante, quindi è una gomma. Poi mettiamo del ragusano grattugiato, e il tuorlo d'uovo. L'umidità delle patate e quella dell'uovo già bastano per amalgamare l'impasto. Con pochi minuti di lavorazione manuale già renderà l'impasto pronto per l'uso. Un pizzichino di sale, adesso si lavorerà per qualche minuto fino ad ottenere un impasto molto liscio e compatto. Va bene, adesso l'impasto è pronto e si passerà subito alla lavorazione degli gnocchi. Lo score mi scricchia, a picca 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 picca, ai 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 ai, Bisogna stendere senza far riscaldare troppo l'impasto, tagliare dei piccoli tocchetti così e poi con la forchetta diamo una piccola pressione così da farlo girare sui rebbi della forchetta e in questo modo si ottengono degli gnocchi che riescono ad assorbire meglio il sugo poi dove verranno messi. Il risultato saranno degli gnocchi molto morbidi e gustosi dato dal formaggio. Adesso passiamo alla salsa in una padella, un filo d'olio extravergine, uno spicchio d'aglio e facciamo insaporire l'olio con l'aglio, aggiungendo nel frattempo delle foglie di spinaci fresche. Cucinando gli spinaci in questo modo riusciamo a mantenere tutto il gusto degli spinaci qui nella padella, anziché lessarli a parte. A questo punto aggiungiamo un po' di fondo di agnelli e possiamo far cuocere per un paio di minuti a fuoco basso. Bene, a questo punto
grattugiamo un po' di zenzero fresco. Narrobaro che danno, son pazzote le pesce, che l'amianto che fanno. Narrobaro lo sole, arrestammo lo scuro, che scuro. Mettiamo un pizzico di sale Alle femmine nostre, ed un pizzico di pepe nero. A questo punto la salsa è pronta e possiamo passare alla cottura delle polpettine di agnello e per finire agli gnocchi. Per le polpettine di agnello procediamo nuovamente con l'olio extravergine, facciamo scaldare bene perché mi interessa che fuori ci sia una doratura e all'interno rimanga rosata la carne, quindi molto più succosa, quindi più che altro è una cottura esterna. Insaporiamo ulteriormente con un altro rametto di timo selvatico, da cui in Sicilia si ricava anche un ottimo miele, oltre ad essere utilizzato in cucina. Ecco, facciamo roteare così sulla padella, appunto per ottenere la cottura esterna delle polpettine. Ecco, adesso che sono ben dorate, passiamo a glassare le polpettine con il fondo di agnello. E queste qua sono pronte. Bene, adesso i nostri gnocchi, dopo aver messo un altro po' di farina con un velo, mettiamo a cuocere in acqua bollente salata. Bene. E non appena salgono a galla sono già pronti, quindi basterà circa un minuto. Nel frattempo facciamo poco poco ridurre la nostra salsa. Infatti gli spinaci con l'aggiunta del sale hanno rilasciato tutta la loro acqua, arricchendo di sapore la salsa. Come potete vedere gli gnocchi adesso salgono a galla, quindi questo è un segnale che sono pronti. Bene, adesso li passiamo in padella facendoli insaporire con la salsa di agnello, spinaci e zecca. L'amido rilasciato dagli gnocchi ci aiuterà a legare la nostra salsa. Adesso è pronta per l'impiatto. Bene, adesso cominciamo ad impiattare i gnocchi cominciando dagli spinaci. Ecco. Raggruppiamo, mettiamo al centro del piatto, cominciamo a contornare con gli gnocchi gli spinaci. A questo punto sistemiamo le nostre polpette di agnello sistemiamo le nostre lamelle di ragusano semistagionato, rametto di timo selvatico e completiamo con un filo d'olio. Il piatto è pronto, buon appetito!